Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Siamo tutti su tuo stesso cielo, siamo tutti su tuo stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando moriamo ne portiamo niente. Abbiamo sempre la puzza sotto naso, facciamo a gara chi ne non ci spirito, e ne facciamo tanti cannizzosi, ma siamo solo giusti e presuntuosi. In quel tempo Gesù apparve agli 11 e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Buona domenica carissimi amici, ecco la buona notizia di oggi è veramente il cuore della nostra fede, la notizia che ci hanno portato questi uomini che sono stati con Gesù di Nazaret 3 anni, ecco lo hanno accompagnato nella sua predicazione, nella sua missione e hanno visto cose impressionanti, anzitutto la bontà che Gesù aveva, la sua passione per gli uomini, per tutti, anche quelli che non si comportavano bene, anzi a maggior ragione. Ecco, Gesù è venuto a portare la buona notizia. Dio, mio Padre, ha avuto misericordia di voi e ha mandato me a salvarvi. Da che cosa? Dal peccato e dalla morte. Ecco, questa è la buona notizia che io cerco, tento, ecco, come diceva Don Giussani, sono tutti tentativi ironici di portarvi, ecco, la domenica qui con voi. Ho sentito la vostra mancanza domenica scorsa, ecco, forse qualcuno di voi l'ha sentita pure perché sono stato agli esercizi spirituali per un po' rinnovarmi ed è stato veramente bello questo momento che abbiamo vissuto a Rimini insieme agli adulti e ai giovani lavoratori di CL, di Comunione e Liberazione. Ecco, sono conclusi in una maniera meravigliosa, ecco, con le immagini e le parole di Marcellino, pane e vino davanti a Gesù, specialmente Don Eugenio, il predicatore di questi esercizi. Eravamo in 8.500 persone, ci ha fatto rivedere le immagini bellissime di Marcellino che parla con Gesù, lo costringe a scendere dalla croce, poi Gesù gli domanda: ma tu hai capito chi sono io? E lui semplicemente come un bambino dice: sì, sì, tu sei il figlio di Dio. Ecco, questo è il mistero. Allora, carissimi amici, ascoltiamo questo nostro fratello che veramente ci stimola, ci incoraggia e ci fa venire voglia di dire pure io, ecco, voglio avere questa libertà. Ecco, parlo di Papa Francesco che è andato a trovare i nostri carissimi amici del cammino neocatecumenale che sabato scorso, non ieri,
ma sabato scorso si sono riuniti a Tor Vergata, erano tantissimi, 130.000, 150.000 da tutte le parti del mondo, e il Papa ha rivolto loro queste parole. Sono 3 interventi brevi che li sentiamo. Il primo è trasmettere la fede, perché la fede è qualcosa che si trasmette. Se io vedo Gesù risorto da morte come gli apostoli, poi lo annuncio agli altri. Se vedo Gesù che vince i miei peccati e mi libera dalle mie paure, poi lo annuncio agli altri. Ecco, sentiamo Papa Francesco ai fratelli del cammino neocatecumenale. Trasmettere la fede non è dare informazioni, ma fondare un cuore nella fede in Gesù Cristo. Trasmettere la fede non si può fare meccanicamente, ma prendi questo libretto, studialo e poi te battesso. No? È un altro il cammino per trasmettere la fede, trasmettere quello che noi abbiamo ricevuto. E questa è la sfida di un cristiano, essere fecondo nella trasmissione della fede. E anche è la sfida della Chiesa, essere madre feconda, partorire dei figli nella fede. Trasmettere la fede non è fare proselitismo, è un'altra cosa, è più grande ancora. Non è cercare gente che appoggi questa squadra di calcio, questo club, questo centro culturale. Questo sta bene, ma per la fede non va il proselitismo. Bene lo ha detto Benedetto XVI. La Chiesa cresce non per proselitismo, ma per attrazione. La fede si trasmette ma per attrazione, cioè per testimonianza. E la testimonianza provoca curiosità nel cuore dell'altro e quella curiosità la prende lo Spirito Santo e gli va il lavoro dentro. La Chiesa crede per attrazione, cresce per attrazione. E la trasmissione della fede si dà con la testimonianza, fino al martirio, no? Quando si vede questa coerenza di vita con quello che noi diciamo, sempre viene la curiosità. Ma perché questo vive così? Perché porta una vita di servizio agli altri? E quella curiosità è il seme che prende lo Spirito Santo e lo porta avanti. E la trasmissione della fede ci fa giusti, ci giustifica. La fede ci giustifica e nella trasmissione noi diamo la giustizia vera agli altri. Più chiaro di così si muore, amici miei, questa è l'esperienza cristiana. Io ho sbagliato a dirvi, perché vi avevo detto del cammino neocatecumenale, questo è prima, che andava bene e si lega benissimo con quello che il Papa ha detto ai nostri amici neocatecumenali, ecco, perché se io ricevo il perdono dei peccati, se io incontro veramente Gesù e mi sento perdonato, mi sento accolto, è logico che poi vado. Difatti il Papa è andato lì a Tor Vergata per benedire tante famiglie che sono partite in missione con i figli, ecco, gruppetti di famiglie che vanno in giro dove Gesù non è conosciuto a testimoniare la fede, il fatto che io credo che Dio mi ama, ma non perché me lo merito, che sono buono, mi ama perché sono suo figlio. Allora sentiamo Papa Francesco sabato scorso ai neocatecumenali. Andate, la missione chiede di partire, ma nella vita è forte la tentazione di restare, di non prendere rischi, di accontentarsi di avere la situazione sotto controllo. È più facile rimanere a casa, circondati da chi ci vuol bene, ma non è la via di Gesù. Egli invia, andate, non usa mezze misure, non autorizza trasferte ridotte o viaggi rimborsati, ma dice ai suoi discepoli, a tutti i suoi discepoli, una parola sola: andate. Ma come si fa per andare? Bisogna essere agili, non si possono par dietro tutte le suppelletti di casa. La Bibbia lo insegna. Quando Dio liberò il popolo eletto, lo fece andare nel deserto
col solo bagaglio della fiducia in Lui. E fattosi uomo, camminò egli stesso in povertà, senza avere dove posare il capo. Lo stesso stile domanda ai Suoi. Per andare bisogna essere leggeri, per annunciare bisogna rinunciare. Mi ricordo la canzone di Claudio Chieffo, vai, vendi tutto quello che hai, poi vieni e segui. Vai, vendi tutto quello che hai e vieni con me. Ma a questo invito che Gesù fa, molti di noi rimaniamo attaccati alle nostre cose, alla casicella, alla terricella, a tutte le nostre suppelletti, a tutti i nostri vizi e abbiamo paura e stiamo tristi e facciamo una vita triste, una vecchiaia triste, ma due mie, dice due chissà che là, insomma, speriamo di no, amici miei, perché Gesù ci chiama. Allora andate a tutti i popoli, sentiamo Papa Francesco. Andate e fate discepoli tutti i popoli. E quando Gesù dice tutti, sembra voler sottolineare che nel suo cuore c'è posto per ogni popolo. Nessuno è escluso, come i figli per un padre e una madre, anche se sono tanti, grandi e piccini, ciascuno è amato con tutto il cuore. Perché l'amore donandosi non diminuisce, aumenta. E pensando al nostro Padre che tanto ama il mondo, siate appassionati di umanità, collaboratori della gioia di tutti, autorevoli perché prossimi, ascoltavoli perché vicini. Amate le culture e le tradizioni dei popoli, senza applicare modelli prestabiliti, non partire dalle teorie e dagli schemi, ma dalle situazioni concrete. Sarà così lo Spirito a plasmare l'annuncio secondo i suoi tempi e i suoi modi, e la Chiesa crescerà a sua immagine, unita nella diversità dei popoli, dei doni e dei carismi. Ecco, perché tutto questo? Perché, amici miei, il mio vero e profondo bisogno, il tuo vero e profondo bisogno, il vero e profondo bisogno di ogni creatura, ma soprattutto degli uomini che vivono su questa terra, sono comuni a tutti. Il mio è lo stesso degli altri. Qual è il mio bisogno? Il mio vero e profondo bisogno è di essere figlio, figlio non di un Dio che non si sa che intenzioni ha, a chi lo fa nascere bello, sano, e a uno permette che nasca malato e brutto, povero e ricchi, sani e malati. Capite? Questo non è il vero Dio. Gesù è venuto semplicemente per farci conoscere il vero Dio, che è Dio mio, che magari tengo due gambe, due braccia, due occhi, e ricchio, sto bene, e ci sono miei fratelli. E allora anche a loro va portato un annuncio, e non va portato con parole, ma con la condivisione, con lo stare insieme. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo, il corpo di Cristo che ha accettato la morte e si è lasciato inchiodare ad una croce e alla miseria. Noi non siamo capaci tante volte di accettare i piccoli contrattempi della vita, ma il nostro vero bisogno lo possiamo portare in tutto il mondo, è quello di essere figli, figli di Dio, non servi di Dio, schiavi di Dio, no, figli, e poi di essere amati. Così come siamo, il mio vero e profondo bisogno è di essere amato e di esserlo sempre, comunque. Capite? Questo dobbiamo annunciare a tutti. E poi l'altro e ultimo vero profondo bisogno. Uno campa 100 anni, 150 anni, non bastano. Dio ci ha creati con il desiderio dell'eternità, perché il mio vero e profondo bisogno, il vero e profondo bisogno di ogni uomo che vive sulla terra, musulmano, ebreo, buddista, qualsiasi persona, atei, quelli che dicono che sono atei, è quello di essere eterni, di non morire mai, perché dentro di noi c'è questo seme di eternità. Allora fate discepoli di questo Dio tutti gli uomini. Sentiamo l'ultimo intervento di Papa Francesco. Gesù risorto dice: fate discepoli, ecco la missione.
non dice conquistate, occupate, ma fate discepoli, cioè condividete con gli altri il dono che avete ricevuto, l'incontro di amore che vi ha cambiato la vita. È il cuore della missione, testimoniare che Dio ci ama e che con Lui è possibile l'amore vero, quello che porta a donare la vita ovunque, in famiglia, al lavoro, da consacrati e da sposati. Missione è tornare discepoli con i nuovi discepoli di Gesù e riscoprirsi parte di una Chiesa che è discepola. Qui sta la forza dell'annunzio, perché il mondo creda. Non contano gli argomenti che convincono, ma la vita che attrae, non la capacità di imporsi, ma il coraggio di servire. E voi avete nel vostro DNA questa vocazione ad annunciare vivendo in famiglia, sull'esempio della Santa Famiglia, in umiltà, semplicità e lode. Portate questa atmosfera familiare in tanti luoghi desolati e privi di affetto. Fatevi riconoscere come gli amici di Gesù. Tutti chiamate amici e di tutti siate amici. Che bello, che bello, che bello. Ecco, amici miei, queste non sono chiacchiere, sono fatti. Ecco, perché i cristiani nel mondo siamo chiamati da Gesù ad essere sale, ad essere luce, non a conquistare, ad avere potere, ma ad essere riflesso, ecco, della sua luce, del suo sale. Noi per noi non abbiamo niente, come dice Natuzzo, un sogno un'ente, sogno un verme terra, ma quanto bene ha fatto la nostra sorella Natuzza. Ecco, allora vediamo adesso un nostro fratello che ha fatto tanto bene, perché ha preso proprio alla lettera quello che dice Gesù, ha fondato addirittura una città, con la nuova legge, la legge dei fratelli, Noma Delfia, Don Zeno, non prievete un pochettino sui genesi strani. E il Papa in questi giorni è andato a far visita proprio a questa comunità, a Noma Delfia, che è nella provincia di Grosseto. Io con la mia parrocchia prima o poi faremo un pellegrinaggio, perché vogliamo andare in questa città fondata da un prete, uno che ci ha creduto davvero a Gesù Cristo. Sentiamo. Perché nomos significa legge in greco, e Delfia significa fraternità, dove la fraternità non è un consiglio, è legge. Noma Delfia è il tentativo di alcune famiglie cristiane che hanno seguito Don Zeno di creare una società diversa fondata sul Vangelo. Noma Delfia oggi è una realtà di 60 famiglie, 300 persone circa, che vivono insieme essenzialmente in due località, in gran parte nel Grossetano vicino a Grosseto, nella Maremma Toscana, e un gruppo familiare a Roma. Le caratteristiche di queste famiglie è che vivono unite, cioè vivono mettendo i beni in comune, accogliendo dei figli in affido familiare, e essenzialmente queste famiglie lavorano anche insieme. Don Zeno voleva ricondurre il lavoro al suo significato originale, cioè quello dell'essere a servizio dell'uomo, della persona. Quindi noi non lavoriamo, come purtroppo oggi succede un po' in tutto il mondo, non lavoriamo per l'obiettivo della busta paga a fine mese, ma lavoriamo proprio per il nostro sostentamento, per il nostro fabbisogno quotidiano, no? E quindi sì, coltiviamo la terra in buona parte, ma lavoriamo poi in delle officine, in delle aziende all'interno della comunità, come la falegnameria, la carpenteria o gli automezzi, l'idraulica. Lavoriamo per le nostre necessità. In Noma Delfia la famiglia vive insieme ad altre famiglie, in un gruppo familiare insieme a 3-4 famiglie, e condividiamo la vita di tutti i giorni. Ecco, abbiamo una casa centrale dove consumiamo i pasti tutti insieme, dove preghiamo insieme, e poi intorno ci sono delle piccole abitazioni, sono riservate per dormire.
Per esempio anche la lavanderia, siamo 4 famiglie, non è che io faccio la lavanderia per me, la facciamo insieme, quindi sono io a stendere con un'altra donna, la ritiriamo, la stendiamo, la pieghiamo per tutti. Anche in cucina ci aiutiamo, anche aiutare i ragazzi a fare i compiti. Si ha questa fraternità, cioè maternità e paternità in solido, quindi io sono educata anche da altri genitori, non solo dai miei, ma anche dagli altri adulti o dai fratelli maggiori che ci sono in Noma Delfia. L'anno scorso abbiamo chiesto al governo che ci lasci fare scuola paterna, che è una legge che concede ai genitori di educare i figli secondo la loro fede, però basta che abbiano gli esami di quinta e di 14 anni. Allora noi abbiamo ottenuto questo e la facciamo noi, e allora siamo entrati in questa forma di popolo. E l'idea di Don Zeno era proprio quella di reinserire la famiglia al centro dell'educazione del ragazzo, e quindi una famiglia che trasmette i valori in cui crede, le scelte che ha fatto, e anche attraverso i banchi di scuola. Si diventa Noma Delfia per scelta o per obbedienza a una vocazione, per usare un termine cristiano. E in questa, accogliendo questa vocazione ci sono 3 anni di postulantato e poi si firma la Costituzione sull'altare. In questa maniera si diventa cittadini a pieno titolo di Noma Delfia, si decidono insieme la vita di Noma Delfia e anche la nomina delle persone responsabili di Noma Delfia. Mettendo tutti i beni in comune, anche la cassa è comune. Ecco, la gestisce un consiglio di amministrazione e provvede alle necessità e ai bisogni di ognuno di noi. Ecco, siamo organizzati in magazzini e quello che non produciamo noi viene acquistato all'esterno e distribuito a tutte le persone. Noma Delfia non nasce per cercare di creare un'isola felice, ma specialmente per il bene, per pensare a un futuro migliore per tutta l'umanità. Che bello, ecco. Il cristianesimo non è un ragionamento, amici miei, è un'esperienza che si fa insieme. Ecco. Il Papa ci sta indicando, non solo è andato alla comunità di Noma Delfia vicino Grosseto, ma è andato anche a Loppiano, la sede dei Focolarini. Vediamo pure questo servizio, un'altra esperienza bella che c'è nella Chiesa Cattolica. Il panorama è quello famoso delle colline toscane. Firenze da qui dista appena 20 chilometri. Loppiano si chiama la località, lungo l'alta valle dell'Arno. Da 54 anni il nome è sinonimo di una delle più vitali opere nate dal carisma di Chiara Lubich. Il Centro Internazionale del Movimento dei Focolari sorse nel 1964 durante i lavori del Concilio Vaticano II. L'intento di Chiara, che lo ideò, era dare continuità con un'apposita struttura alle esperienze delle cosiddette Mariapoli, periodo di convivenza tra membri e simpatizzanti del nascente movimento alla luce del Vangelo. Poi, sul modello di Loppiano, oggi sono nate nel mondo altre 24 cittadelle, grazie al propagarsi dei focolari nei 5 continenti. Qui, a Incisa Valdarno, vivono stabilmente, o almeno per periodi di parecchi mesi, quasi 1 migliaio di persone di ogni età, razza, cultura, non solo cattolici né cristiani. Ogni anno poi arrivano migliaia di visitatori a sperimentare una convivenza fondata sui principi evangelici di fraternità e solidarietà. L'economia della comunità poggia sul lavoro anzitutto, quello di una cooperativa agricola che coltiva i 200 ettari circa di terreni circostanti, e quello del polo imprenditoriale Lionello Bonfanti, fatto di 25 aziende attive in vari settori, dall'industria al commercio ai servizi per le imprese, tutte operanti secondo i principi dell'economia di comunione, e sono solo una piccola parte delle 200 attive in Italia e delle 800 attive nel mondo, la cui filosofia è coniugare efficienza, condivisione e solidarietà. Loppiano inoltre è il cuore pulsante delle attività formative dei tanti rami del movimento dei focolari,
Del 2008, l'anno in cui si spense Chiara Lubich, è la fondazione dell'Istituto Universitario Sofia, frequentato da docenti e studenti di tutto il mondo. Nello stesso anno è stato inaugurato il santuario di Maria Theotokos, Madre di Dio, dal caratteristico tetto verde di rame invecchiato, proteso verso il cielo. E qui non manca neppure una cappella ecumenica, espressione dell'impegno dei focolari ad essere segno di unità e di pace tra i cristiani e nel mondo intero. Gesù, se lo seguiamo, a un certo punto ci dice: andate, siate la luce di questo mondo, siate il sale, perché io sono la luce, io sono il sale di questo mondo, la salvezza di questo mondo. Ecco, noi a Gesù, che è venuto dall'altro mondo in questo mondo, diciamo: Signore, dacci il tuo spirito perché noi possiamo fare, perché tu sei venuto e l'altro mondo qua a ne portare tutta quanta a verità. Ecco che Dio è nostro Padre. Non sei venuto per ne far stare buoni, per ne far stare tranquilli o a ne portare fortuna. Tu sei venuto ad ammazzare la morte, chi la catena brutta, chi ne stringe a forza. Tu sei venuto per ne rapire le porte dell'altro mondo e a ne portare la vera libertà. E con questa certezza allora si possono fare le opere sulla terra, ma no, senza attaccarci, perché siamo di passaggio. Allora, buona ascensione carissimi amici, domenica prossima la Pentecosta, speriamo di vederci a Dio piacendo, e un saluto affettuoso, e in questi giorni invochiamo il dono dello Spirito. Ciao ciao. Siamo tutti su tuo stesso cielo, siamo tutti su tuo stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando moriamo ne portiamo niente. Avimo sempre la puzza sotto naso, facciamo a gara a chi nel nostro spirito, e ne facciamo tanti cannizzosi, ma siamo solo giusti e presuntuosi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.